Buongiorno, buongiorno ragazzi. Io sono qua con dei vostri coetanei che gentilmente stanno insieme a me per farvi un saluto. Saluto Camerino, saluto il sindaco, saluto gli insegnanti, saluto i ragazzi e vi arriva il calore di Verona. Noi siamo qua per delle giornate molto importanti. Come avete già visto, stiamo parlando di formazione, di scuola, di lavoro, il futuro di tutti noi. E credo che non ci sia momento più bello che quello di salutare una scuola che oggi riapre in condizioni magari di emergenza, ma riapre con un grande senso di identità e riapre con la voglia di mantenere unita la propria comunità. E quindi io ringrazio tutti, in primis i genitori che hanno aiutato anche con un dialogo molto sofferto in questi giorni a riprendere questa cittadina, e vi invito a visitare il nostro stand delle Marche e soprattutto quello dell'Università di Camerino. Non vuole essere una pubblicità, ma vuole essere portarvi darvi una full immersion di bellezza, perché è un campus universitario molto bello. Io adesso saluto i piccoli e saluto quelli più grandi e vi faccio salutare dai vostri coetanei che, come avete visto, sono molto bravi e molto lanciati. Volevo salutare tutti coloro che comunque, in generale la Regione Marche, volevo dire semplicemente due parole. Volevo dire nonostante tutto ciò che può accadere nella vita, che può scombussolarci, di non mollare mai e di continuare a perseverare e seguire i nostri sogni. Non c'è limite alla fantasia umana e alla capacità che l'uomo ha. Volevo dire soltanto questa cosa e voglio fare i migliori auguri a questi ragazzi che incominciano la scuola proprio oggi. Tantissimi auguri, grazie. Grazie, vi passo un giovane. Grazie. Da parte di tutti noi arriva a voi un caloroso abbraccio, un caloroso saluto. Non fatevi abbattere da questo ostacolo, siate forti e noi siamo accanto a voi. Io ringrazio tutti e non solo da assessore, ma da insegnante vi dico buon anno scolastico, perché la scuola è fatica ma possibile fascino e vedrete che sarà più grande delle nostre aspettative. Buona giornata. Ragazzi, levatevi i microfoni, consegnateli e date... vi ringrazio. Elisa.